Ciao amico. Se devo finire magari do il microfono giustamente, perché il signore ha fatto la domanda, anch'io sono sempre controcorrente, quindi capisco che può essere un problema di molti. Voi fate la domanda proprio spontanea, mi viene proprio dal cuore, no? Tu sai che la rivoluzione è punto e basta. Però con gli altri gruppi che si rifanno in qualche maniera al 9 dicembre, magari anche loro hanno preso freddo, depressivi, eccetera, che vogliono fare questi costituenti, che vogliono fare qualche iniziativa, come ci dobbiamo comportare? Deve arrivare secondo me oggi qui da Piove di Sacco un messaggio chiaro, nel senso che deve essere un messaggio o di integrazione, di unità, oppure di totale allontanamento. Deve essere chiaro per tutti che il 9 dicembre o quello che ne rimane, insomma il discorso rivoluzionario parte da questo momento. Dico da questo momento perché siamo davanti a faccia non su Facebook, ecco, deve essere chiaro, perché secondo me è importante trovare il più possibile un esercito compatto, e soprattutto, attenzione Danilo, tu sai bene, come hai appena detto poco fa, che gli infami giornalisti o intellettuali figli di puttana faranno di tutto per giocare su questi antagonisti, quindi bastano anche 3 persone per crearci dei futuri problemi. Ringrazio Davide per questa domanda, perché questa è una domanda dove ha creato qualche problema. Cioè, Davide, io parto da dove lui ha concluso. Intellettuali, giornalisti faranno di tutto per fare questo. Voi pensate, quando qualcuno di noi fa la costituente significa fare un partito o un movimento, quindi che cosa diamo noi alla stampa? Eccoli, stanno facendo apposta per prendere i voti per fare un nuovo partito. Ecco perché non si può fare, questa parola non si deve fare. Ecco perché alcuni di questi passaggi noi siamo intransigenti, perché questi punti li abbiamo decisi tutti insieme, non li ha decisi il coordinamento. C'era Brian, c'erano tutti, qua c'erano tutti, c'era Fernando, cioè Fernando, è vero che sono stati decisi insieme questi punti a puntini? Sì, c'erano tutti. Magari ognuno con la sua critica personale, per carità, però non è stato detto questi sui punti, chi li accetta, chi li accetta non accetta. Quindi quando c'è qualche preclusione su chi, io te lo voglio dire chiaro Davide, quando io faccio una riunione, faccio una costituente per fare un partito come è successo a Salerno, cosa c'entrano questi con noi? Me lo devi rispondere tu. O voi pensate che 9 milioni o 10 milioni sono scesi in piazza perché noi avevamo detto di fare un partito? Perché abbiamo garantito che non volevamo bandiere di nessun partito, abbiamo garantito la neutralità, abbiamo rispettato tutti, i compagni, i camerati e i democristiani, abbiamo rispettato tutti. Questo è necessario. Ma quando ti costituisci tu sei una cosa ben chiara e precisa. Non puoi più far parte di questa cosa, la puoi appoggiare, è giusto, è sacrosanto. Cioè, se queste persone la vogliono appoggiare, vogliono forte attiva, sì, ma non la fanno come partito, come movimento, la fanno come cittadini. Dopo, perché siamo se parliamo di Costituzione, è ovvio che non possiamo dimenticarci questa cosa. Dopo, ma prima noi non possiamo fare sta cosa. Se tu vieni e dici, io ho fatto la Costituente, io entro il 9 dicembre, però io sono la Costituente. No. Perché abbiamo chiesto forse la tessera a qualcuno? No. Qua dentro, mezza voce, c'è gente che la pensa in modo diverso, estrazioni di pensiero diverse, eppure siete scesi in strada assieme. Io con una visione nazionale, perché ho girato tutto il paese, ho visto città intere con gente completamente da Casaponto a Notaute insieme, sotto una bandiera. Questo qua è l'unica cosa che ci può permettere di... Noi non possiamo essere contro l'iniziativa politica, cioè io voglio essere chiaro, però se l'iniziativa politica vuole prendersi la paternità per un racconto elettorale, noi glielo impediamo, qualunque esso sia, non solo con Tizio e con Caio, qualunque esso sia, perché vuol dire non può bene al paese. Se vuoi bene al paese, come iniziativa politica fai un passo indietro, rinunci alla tua tessera, rinunci a quella cosa, ti combatti per questo qua, ecco qua che ti combatti, per questa, ti combatti per questa, capito? Per i tuoi figli, per la tua terra, non è un reato combattere queste cose. Poi, se
sei legittimato, giustamente, ci ho fatto la mia parte, c'ho la mia, il mio credo, mi canto, perché da dopo sì. Avevamo fatto una promessa che alcuni di noi non ci dovevamo candidare alle elezioni europee o amministrative. L'avevamo fatta questa promessa, sì o no? Il 90% l'ha mantenuta, devo dire la verità, il 10% non l'ha mantenuta. Bisogna mantenere le promesse. E noi non diamo, ragazzi, se noi, ognuno di noi non dà l'esempio, lui ha detto come fanno a parlare la gente, con l'esempio. Certo che se io dico una cosa, parlo bene, poi ne faccio un'altra, ma io sto scemo, cioè, sì, mi avete da ridere. E così dobbiamo essere, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo essere i primi noi a dare l'esempio. E dare esempio, ragazzi, cioè io vi voglio dire una cosa, bisogna anche far volare un pochettino alto, non a livello di diventare filosofi, ma di capire quello che stiamo facendo. Quando andiamo dentro un bar e abbiamo deciso di fare sta guerra, cominciamo a parlare un linguaggio, in mezzo alla gente, da noi diverso, cominciamo a parlare un linguaggio che ci porti all'obiettivo, un linguaggio responsabile, un linguaggio educativo, perché una rivoluzione deve essere anche culturale e etica, perché è inutile che ci obblighiamo. Questa rivoluzione, anche a livello materiale, non può prescindere da una rivoluzione etica e mentale, cioè, non si può fare. È chiaro, perché noi siamo già in atto, stiamo già facendo, perché stiamo qua, già la stiamo a fare, già siamo pronti a farla. E quindi abbiamo il dovere di parlare con un linguaggio diverso. E tutti quelli che vogliono dividere tra di noi, o che io rispondo male a te, sto fondando pure a loro, non mi deve essere concesso. Questo, se a qualche amico nostro dobbiamo mettere, non è che possiamo, non è che posso dire a lei, attenzione, non risponde male a Davide, oppure non scrive una frase brutta a Davide, però glielo posso dire 10 volte, la 11 volte, sì, mi vorrei pure bene, però state buona. Perché succede, raga, parliamo, cerchiamo di, cioè, e stiamo a combattere per noi. Quando prima di rovinare tutto o di rischiare di rovinare, guardiamo in faccia i figli nostri, i nostri genitori, guardiamo in faccia chi sta soffrendo, guardiamo in faccia chi crede in questa iniziativa, guardiamoli un attimo in faccia. Ci possiamo permettere noi di essere persone così che roviniamo tutto? No! Allora un po' di umiltà, un po' di intelligenza ci vuole, e anche autocritica. E quindi se qualcuno di noi viene criticato, se io vengo richiamato da te o da quello, viceversa, perché è giusto, perché non perché tu sei un megalomane e io sono stupido, cioè cerchiamo di capire queste cose, perché succede. È ovvio che non devono essere rese pubbliche, a volte vedo degli scambi personali tra di noi, tra di voi, che vengono resi pubblici, ma che cazzo di iniziative sono queste? Soprattutto quando si fa una battaglia, questo non ci deve stare, non ci deve stare seminare zizzania in questo modo, non ci deve stare. La critica che sia oggettiva, perché così è una critica giusta. Se è vero, è giusta, e quindi può essere anche, puoi trarre qualcosa di buono. Se è solo ammette casino, non serve a niente. Cerchiamo di usare la testa, perché questo va usato. Cioè, la prima al Signore, però,